Benvenuti amici di mattoscacco.com. In questo nuovo video andremo a vedere 5 trappole nella difesa siciliana. Vedremo sia delle trappole giocate col bianco, sia delle trappole giocate con il nero. Quindi questo video fa per te sia che tu apri con E4, sia che tu ti difendi con C5 contro E4. Andiamo subito a vedere senza perdere tempo. E4, C5, le due mosse che danno il via alla difesa siciliana. Lo scopo del nero è sempre quello di controllare il centro con un pedone, cambiando un pedone semicentrale con uno centrale. Cavallo F3, D6, vado molto veloce perché queste sono mosse di routine. Chi gioca questa difesa sa che bene o male si deve passare da qui. A6. A6 può sembrare una mossa che fa perdere tempo, però in questa difesa spesso e volentieri viene utilizzata perché i cavalli possono entrare su B5 ed essere molto dannosi. Inoltre, dopo A6 si può giocare B5 e sviluppare poi l'alfiere campochiaro in fianchetto. A questo punto, dopo A6, alfiere G5, il nero sviluppa i suoi pezzi in modo molto aggressivo. Chiaramente qui c'è la possibilità di un cambio, quindi di creare un'impedonatura, perciò E6. F4 è la linea più aggressiva, cavallo BD7 sviluppando l'altro cavallo e allo stesso tempo quando i due cavalli insomma si guardano è sempre una garanzia. Alfiere C4, attenzione che a questo punto diciamo la continuazione più solida è donna F3. Donna F3, la donna controlla, è messa in un'ottima casa, controlla bene il centro, poi seguirà l'arrocco lungo eccetera eccetera. Ma alfiere C4 invece è la continuazione più tagliente. Perché? Perché te lo dico subito. Se per esempio B5, che potrebbe essere una mossa plausibile, perché abbiamo detto già che il piano poi del nero è quello di sviluppare l'alfiere in fianchetto, qui segue il sacrificio di alfiere su E6. Qual è lo scopo di questo sacrificio? Chiaramente il nero cattura e innanzitutto abbiamo preso due pedoni per un alfiere, ma non è tutto qui il vantaggio. Ora si minaccia la donna e si minaccia l'entrata su C7, dai quali chiaramente si minaccia poi il doppio attacco. La donna perciò non può spostarsi in E7, ma è costretta per esempio, non so, andare in B6, dove da B6 controlla la casa in C7. Adesso riesce a vedere un'altra continuazione abbastanza forzante, che permette al bianco di continuare a mantenere l'iniziativa. Questa mossa è data proprio da cavallo D5. Cavallo D5 ha lo scopo sia di minacciare la donna, ma di andare un'altra volta con un altro cavallo a controllare C7, quindi questo cavallo è assolutamente dannoso ed è obbligatorio catturarlo. Cattura. E ora non si cattura di pedoni, ma si porta la donna in attacco. Questa mossa sembra debole, è vero, minaccia la torre, ma ci sono vari problemi. C'è innanzitutto alfiere B7, oppure c'è donna E3 scacco. In realtà non fa alcuna paura questa mossa, perché dopo il re F1 la donna non può fare nulla e rimane comunque l'attacco del bianco. Se invece anziché giocare donna E3 segue alfiere B7, che sembra una mossa in realtà molto forte e molto sensata, perché l'alfiere tanto si sviluppa, è protetto dalla donna, togliamo la donna da questa diagonale, riesci a vedere la mossa che ci fa vincere la partita? Ti do qualche secondo. Qui il bianco vince la partita. La mossa che fa vincere è data da cavallo C7 scacco. Chiaramente il re non può andare qui perché c'è l'alfiere, non può andare qui perché c'è l'alfiere, non può andare qui perché c'è la donna. Perciò siamo costretti a catturare. Segue però donna E6, il re non può andare qui, non può andare qui, non può andare qui. Costretto a interporre davanti all'alfiere, ma la prossima, scacco matto. Spettacolare, vero? Andiamo però al alla prossima trappola. La prossima trappola apre con E4, C5, cavallo F3, cavallo C6, D4, cambio, cambio, cavallo F6, cavallo C3, G6, qui fianchetto, arrocco corto, eccetera, eccetera.
Questo tipo di variante, che è quella del dragone accelerato, ha con sé, diciamo, una potenziale problematica che, avendo risparmiato il tempo di giocare di 6, ora questo pedone è libero di spingere e di creare problemi ai cavalli. E infatti dopo cattura di cavallo, per esempio cattura con il pedone in B, si può spingere in E5. E ora questo cavallo dove può andare? Se va qui viene catturato perché c'è il cavallo e la donna che controllano questa casa. Se va in G4 viene catturato dalla donna. Se va in H5 è una pessima, pessima posizione, può essere scacciato facilmente. E in G8 ritornerebbe a casa. Una delle soluzioni che sembra più la meno dannosa è quella proprio di offrire in sacrificio il pedone. Quindi per esempio cavallo per, pedone per, donna per D5, minacciando la torre. Ora questa è una situazione molto tremenda, te lo dico per subito perché il nero sembra comunque che abbia una buona iniziativa. C'ha la torre che fa pressione su questo pedone, ha l'alfiere che comunque si può mettere in B7, la donna che può andare dove cacchio vuole, l'alfiere che si può mettere in fianchetto, arroccare, quindi sembra che comunque il nero abbia dato una svolta alla partita. Però, c'è un però, c'è una mossa che ora secondo me non giocheresti mai. Prova a pensare alla mossa che non giocheresti mai in questo momento, ecco, devi farla. Ed è E6. In che modo E6 può portare vantaggio al bianco? Riesci a vedere il tatticismo? Anche qui ti do qualche secondo perché in qualsiasi modo risponde il nero, cioè il tatticismo. Supponiamo per esempio che il nero catturi con il pedone in D, segue donna E5 con un doppio di torri praticamente in apertura. È un tatticismo comune quello del doppio attacco, ma non in apertura di donna con due torri. Questa è veramente molto rara come cosa. Chiaramente la stessa cosa succedeva con la cattura del pedone in F, non cambiava assolutamente nulla. Se non so, si spinge in D6, semplicemente c'è pedone per e il re è costretto ad andare in D7, alfiere B5. L'unica è sacrificare la torre, ma qui insomma non stiamo neanche a parlare del vantaggio che ha il bianco. Spettacolare anche questa. Andiamo avanti, avanti tutta. Terzo trucco in apertura, sempre con la difesa siciliana, E4, C5, cavallo F3, D3, D4, cambio al centro, ormai questa sequenza la saprei a memoria, minaccia, difende, G6, alfiere 4, variante tagliente, alfiere G7 e ancora una volta, un po' come prima, è proprio questo pedone 5 che darà il via alla trappola. Beh, qui sembra che non ci siano molte alternative se non cambiare. Cambio e ancora una volta questo cavallo dove lo possiamo mettere? Questa volta metterlo in D5 non sembra avere molto senso, non è una mossa particolarmente intelligente, anche perché seguirebbe poi dopo cavallo D5, alfiere B5 e sono veramente dei casini. Quindi per esempio il cavallo può andare in G4, tanto questa volta la donna non può catturarlo perché il cavallo è sostenuto dall'alfiere. Su cavallo G4 abbiamo ancora alfiere B5. Qui nel gioco rapido sicuramente il giocatore può sbagliarsi e giocare, non so, alfiere D7. Su alfiere D7 noi andiamo in vantaggio di un pezzo, l'alfiere non può catturare la donna perché è inchiodato dal nostro alfiere. Questa è bellissima. Se invece il giocatore nero vede questo tipo di tatticismo e non interpone davanti l'alfiere ma semplicemente si sposta con il re, qui ce n'è una forse ancora più bella. Cavallo per E6, doppio donna e re, mi sa che tocca mangiare. E ora siccome questa donna è da sola, non protetta dal proprio re, tac, scacco matto. Incredibile anche questa. Andiamo avanti. Questa volta abbiamo la scacchiera ruotata dalla parte del nero, perché questo è uno di quei piccoli trucchi che può utilizzare il nero.
Scusami, stavo iniziando a giocare con i neri. 4, C5, cavallo F3. A6? A6 sembra veramente una mossa d'attesa. Abbiamo detto che molto probabilmente questa spinta prima o poi si farà, ma giocarla così subito è un po' contro i principi generali di questa apertura. D4, cambio, cambio, cavallo F6. In pratica E6 è servito proprio per dire spingi questo pedone, spingilo per forza. Allora, qui se spinge il pedone c'è il semplice trucco di donna 5, scacco e qui alla prossima si va in vantaggio del pedone centrale e il nero sta benissimo. Se il bianco non è così ingenuo, per esempio vede il tatticismo e quindi decide di giocare tranquillamente cavallo C3 sviluppandosi, cioè E5, questa è già una posizione interessante per il nero, il cavallo qui non può andare perché abbiamo giocato A6, è costretto a ritirarsi in B3, alfiere B4 inchiodando il cavallo, creando pressione su questo punto, la partita continua semplicemente con una mossa di sviluppo, alfiere D3, attenzione adesso D5, D5 minaccia questo tipo di spinta, quindi deve essere catturato, cavallo per, adesso c'è un doppio attacco su questo cavallo, bisogna correre ai ripari nel modo più semplice possibile con alfiere D2 e attenzione adesso, cavallo per C3, qui chiaramente alfiere per C3 segue questa e comunque il nero non sta male. Se invece appunto pedone per C3, semplicemente alfiere D6. Ora, questo tipo di situazione non è come quelle di prima dove si va in vantaggio di un pezzo, si fa scacco matto subito, però questa è un'ottima posizione, cioè il nero qui sta veramente bene, controlla le case centrali, il bianco non ha più il pedone E4, ha questa impedonatura che può essere appunto bersaglio di attacco, sta molto bene il nero, in futuro potrà anche spingere F5 e organizzarsi per un ottimo attacco. Andiamo a vedere invece l'ultima giocata col nero, questa invece è veramente spettacolare. E4, E5, cavallo F3, qui E6, questa è una variante interessante. D4, pedone per, cavallo per, A6, la solita mossa che ormai conosciamo molto bene, cavallo C3, donna C7, la donna non teme entrate proprio grazie a questo pedoncino, alfiere in E3 e alfiere in B4, doppio attacco su questo cavallo. In questo genere di posizioni il piano di gioco del bianco è proprio quello di giocare donna D2, F3, arrocco lungo e seguito spinte G4 e G5 molto aggressivi sull'ala di re. Quindi la mossa probabilmente migliore sarebbe quella di ritornare indietro con alfiere D2, però è un po' incoerente dato che ha appena spostato l'alfiere. Perciò il bianco dice ma io continuo nel mio piano, chi se ne frega, però questo è un grave errore perché cavallo F6 con l'idea di andare qui e andare a creare una terza pressione su questo cavallo e quindi ricordiamoci sempre che questo cavallo è inchiodato, È inchiodato perché dietro c'è la donna, non è più un'inchiodatura assoluta ma si chiama inchiodatura relativa. Adesso per esempio se A3 semplicemente andiamo in vantaggio con questa mossa, qui non ce n'è niente, per esempio donna D3, alfiere per C3, B per C3 e qui possiamo fare veramente tutto quello che vogliamo, possiamo catturare qui, possiamo arroccare anche, tu dici cavolo puoi anche arroccare, sì perché se poi mi catturi qui io semplicemente ho questo e ti prendo la torre, quindi se la partita va così è fantastico, ma solitamente il bianco non è così ingenuo e anziché giocare a 3 per esempio gioca F3 continuando il suo piano, no? Quello che abbiamo detto. Bene, a questo punto bisogna purtroppo mantenere l'iniziativa e bisogna continuare a darci dentro con D5. Chiaramente il pedone non può avanzare perché verrebbe catturato dalla donna e ci sono due varianti principali. Quella di cambio,
che ci porta ad una situazione fantastica. Ancora una volta abbiamo il cavallo che aiuta nell'attacco e questa è veramente una situazione fantastica dove il nero si potrebbe trovare. A questo punto l'unica continuazione sarebbe quella di spostare il cavallo qui, così ci sono i due cavalli che si guardano, si proteggono a vicenda, però qui catturo intanto l'alfiere e qui sto veramente bene. Il nero ha la coppia degli alfieri, il cavallo è messo in una posizione scomodissima che non fa sviluppare l'alfiere, insomma qui sta molto bene il nero. Se la partita va così comunque va bene. Se invece per esempio abbiamo detto F3 su D5, non si sceglie di cambiare ma si gioca alfiere D3, qui abbiamo E5, quest'altra spinta, il cavallo si deve spostare in qualsiasi parte, va bene, che sia F5, che sia B3, e segue il doppio di pedone. Fantastico. Chiaramente su A3 si è semplicemente questo pedone e alla prossima il pedone cattura la donna, quindi il bianco non può permettersi questo giochino. Solitamente se non ci fosse qui dietro la donna ci si può salvare in calcio d'angolo con queste spinte qui, però in questo caso c'è dietro la donna e quindi il bianco perderebbe molto materiale. Bene, queste tipo di giocate chiaramente, lo ripeto, sono ottime nel gioco veloce, un po' più difficile da attuare nel gioco lento e attenzione perché spesso se il vostro avversario riesce a capire il tipo di giochino che volete fare, riesce ad adottare delle contromisure molto forti che poi vi ritrovate in posizioni inferiori. Quindi le sconsiglio come al solito nel gioco ragionato. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Se sì, lascia un commento qui sotto che lo leggo con molto piacere. Iscriviti al canale e attiva la campanellina per rimanere aggiornato sui nuovi caricamenti. Io ti ringrazio e ti saluto. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!